Il nuovo segretario della Lega è Roberto Maroni. Grazie. Sono commosso. Vorrei su anche i segretari nazionali delle nostre straordinarie nazioni. Io vi ringrazio, è stato un congresso difficile, con grande passione, ma che si è concluso e si sta concludendo pieno di proposte concrete, ed è la cosa che mi piace di più. Da domani, anzi da stasera, invece di guardare la partita di calcio, mi metterò al lavoro. Riuniremo in settimana il Consiglio federale e in settimana, lo dico solo adesso, non l'ho detto prima per scaramanzia, nominerò la squadra che mi affiancherà in questo difficile, complicato, affascinante e meraviglioso nuovo incarico. 3 vice segretari con un vice, il vicario, il numero 2, che sarà naturalmente del Veneto. Cominciamo a lavorare subito, non c'è tempo da perdere. Io sono uno di voi, voglio che mi consideriate uno di voi. La mia porta sarà sempre aperta, sono a disposizione dei militanti. Ho cominciato come militante e voglio che mi consideriate un semplice militante della Lega, momentaneamente incaricato di un compito che fa tremare le vene e i polsi dopo tanto tempo di Umberto Bossi. Per me è mio fratello, lo porterò sempre nel cuore, ma oggi inizia una fase nuova. Stiamo tutti insieme, statemi vicino perché ho bisogno di sentire il calore e la passione dei militanti, i nostri meravigliosi militanti. Non c'è niente che valga di più nella Lega. Voi siete i nostri diamanti, voi siete la nostra ricchezza, voi siete la nostra forza e il nostro futuro. Grazie a tutti amici, grazie, viva la grande Lega Nord!